apri e c'è la foto di Donald e una trombetta. Fai sentire la trombetta? Tu gliela spari in testa e lui si spettina. Tutti i capelli che si muovono. Vai, trombetta. Però ogni tanto, ecco, spari coriandoli. Non so se l'hai visto, poi è pieno di immagini dei suoi congressi, sta tenendo in cui si incacchia come una bestia. Se lo interrompono, quindi vai, glielo fai. Ma perché nessuno va lì a trombettarlo? Guarda che è bello. Ci starei le ore. Quanti sono al momento? 102 milioni. Oggi dite al lavoro che non potete fare altro che stare su Trump Donald. Tromba! 347 342 5220 per le vostre parole. Tromba! Se fosse stato un po' più facile quello che tutti hanno chiamato vivere, ma quando sotto i piedi il mondo cade diventerà impossibile restare in verticale. Credevi nell'amore senza fine, ma hai scoperto che anche il tempo è un limite. Non basteranno tutti i battiti del cuore quando diventa un'abitudine che respirare e resti ad aspettare sotto il temporale. La pioggia sa confondere, ma guarda il mio amore, mentre canto la nostra canzone. Scusa mio amore, se ogni tanto mi prendo la voce, ricordati amore. Trump, aspetti. Coriandoli. Ragazzi, è finita la vostra giornata. Non fate di dopo la linko sul nostro Facebook. Promesso, lo faccio. Ci segnalano, non ci ricordavamo il nome del colonnello che durante la trasmissione di Imperio d'Imperio ogni volta ricorda il santo del giorno, è il colonnello Laurenti. Non è Luca Laurenti. Un caffè. Non è Luca Laurenti. Facciamo in bocca al lupo perché inizia a saudarvi. Quando inizia sabato? Quando c'è sabato su Canale 5. Venerdì? Ah no, giusto, sabato ce l'ha di Filippino. Certo, scherzato. Chi c'è venerdì, quindi? Trombe contro Donald, sarebbe bello. Parola del giorno da segnalare a Maxino, tra poco sentiremo anche lui e le inserirà, quindi la vostra giornata è caratterizzata da, sentiamo, Roberto da Roma. Buongiorno Roberto. Minchia trio, gli eserciti la luce. Che non è la parola.
Roberto, per comprare casa, supponiamo, giusto? D'accordo, con fidanzata, compagna, Mia compagnia, con la mia compagna. compagna, ok, quindi stai facendo sul serio, Roberto. Si comincia a diventare grandi, E adesso a 40 anni, quindi 30 anni, casa, dove possiamo chiedere, te lo qualizziamo? Venerdì, quindi? Divertente, ma c'è un bel pezzo di evento, altri da Brooklyn. Guarda, questa immagine è bellissima, te la rovino solo che è 2046. Cioè, la data nella quale tu finirai di pagare con i figli. Cioè, 2046. Manca a scriverlo, ci riesco. Potrebbe essere un'altra parola, è 2046. 2046. Però mutuo 2046. È una parola sola. In bocca al lupo, Roberto. La tua compagna si chiama? Secondo me può funzionare come parola per incardinare un pochino la pazzia. Ragazzi, avete parlato una cosa? Disossatore ottimista. La tua giornata comincia a che ora, Francesco? Le 7 meno un quarto, di solito. Aspetta, la sveglia o lavorativa? No, lavorativa. Sei buono. Sei buono, Francesco. Grazie, buona giornata, un abbraccio. Ciao, Francesco. One nation, one station, one love. Pronto? Buongiorno, buongiorno. Tutto bene, grazie. Voi tutto bene? Lo so, volevi saltarla. Non lo so, effettivamente, perché probabilmente cominciavano gli arrangi, proprio un accordo, e poi una nota lui faceva l'accordo, no? Quindi era la gran scoperta. Sì. Sì. Ciao, ciao, ciao.
Buongiorno. Subito, immediatamente, sì, sì. No, no, è tra i miei siti preferiti della vita da oggi. Ah no, io ero già pronto. Beh, non occorreva neanche, cioè, neanche dirlo, l'ho già registrato. Sì. Bene. Beh, non so, il 6 febbraio sarà, non lo so. Ah, scusa. Ok. Mhm. Ah, beh, giusto. Come non ci ho pensato. Ok. Bene. No, ma no. Sì. Sono carico, sì! Beh. Ciao, a dopo.
Buongiorno. Buongiorno. Ascolta, tra le parole di stamattina, capre di montagna. Io non so se te ho modo di registrare o se te sono libero, insomma, eventualmente. Anche il telefono, eh. Sì, come che te vuoi. Ma sì, ma anche registravo bene, tanto insomma, sì. Tacco il telefono sulle... Ma se te vuoi sì, sì, che ancora si sente anche meglio. Se no, te tacco il telefono e registriamo, sì. Capra di montagna. Sì, sì, qualcosa del genere. Zolto anche i culettoni raccomandati, Zacchiera Leorino. Qualcosa... Sì, lo so. Sì, sì, sì. Qualcosa del genere. Sai che sembrava che sia vero, te lo faccio. Vabbè. Sì, sì, quello che te lo vuoi. Perfetto, grazie. Ciao, ciao.
Ciao.